Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno dottor Jacobelli, a lei la linea. Dottor Jacobelli? Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno dottor Jacobelli, a lei la linea. Grazie mille, grazie a Radio Libertà per questa possibilità che ci date sempre di sensibilizzare i radioascoltatori su ciò che fa Umanitaria Padana e sui progetti che realizza. Mi chiamo Michele Jacobelli e sono un volontario di Umanitaria Padana
ODV, prima ci chiamavamo Onlus, adesso poi dopo la riforma del terzo settore abbiamo optato per la forma Umanitaria Padana ODV. È sempre la stessa cosa, siamo sempre noi, siamo sempre volontari, che dal presidente al più piccolo dei volontari non percepisce una lira o un centesimo, ma fa tutto volontariamente per poter aiutare i popoli a casa loro. Questo è proprio l'oggetto, ecco, che dalla Fondazione è stato messo proprio nello statuto, dalla Fondazione avvenuta di Umanitaria Padana nel 1999, di aiutare i popoli a casa loro. Infatti il motto è: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Che cosa fa, ecco, Umanitaria Padana? Umanitaria Padana raccoglie fondi in 3 modi, poi vi spiegherò, e utilizza questi fondi per aiutare le missioni all'estero. Ecco, come scelta abbiamo optato per realizzare progetti che gli stessi popoli, le stesse popolazioni ci chiedono tramite i missionari che si trovano all'estero, i missionari cristiani che si trovano all'estero in terra di missione. Quindi abbiamo quindi 2 linee di cooperazione: la cooperazione internazionale e poi abbiamo iniziato anche da qualche anno la cooperazione nazionale. L'altra volta, circa un mese fa, ecco, quando era il mio turno, ecco, per sensibilizzare sulla nostra associazione, vi avevo elencato le attività che avevamo realizzato nel 2025 e poi anche nel 2021. E quindi adesso io mi sono preso gli interventi umanitari realizzati nel 2022 in modo da poterveli commentare, e nel 2023, ecco, quindi abbiamo fatto 25-24, a ritroso 2023. Allora, per esempio, nella cooperazione internazionale siamo stati in Armenia e abbiamo donato alla Family Care Foundation Armenian Ceramics un acconto per l'acquisto di un forno per ceramiche per la scuola professionale ad Artashen, ai fini anche della formazione, del lavoro e dell'integrazione degli armeni in fuga dal Nagorno-Karabakh. L'altra volta avete sicuramente ricordato che avevamo ancora questa voce Armenian Ceramics, perché davamo un racconto proprio per la costruzione di questo forno. Siamo stati anche poi in Bosnia e Erzegovina, in una missione operativa, e per esempio abbiamo finanziato la recinzione, le inferriate, tapparelle di sicurezza del convento carmelitano Gesù Bambino di Praga a Listani. Poi anche il cancello della chiesa San Giovanni Battista a Stivor, e anche la creazione di un nuovo parlatorio nel convento carmelitano di Stup, scusate la pronuncia, a Sarajevo. Poi abbiamo donato 9, grazie a voi, abbiamo donato 9 quintali di beni umanitari all'associazione Marine Ruche, le Mani di Maria, della parrocchia di Medjugorje, per diverse opere di carità in Bosnia e Erzegovina, consegnando direttamente, ecco, le attrezzature nuove per disabili all'Istituto Invalidi di Pazaric e Zovic, e macchinari ospedalieri usati, tra cui un ecografo, all'ospedale di Cacagni e Biancheria Casalinghi a Listani e Stup. Ecco, come vedete, anche questi piccoli interventi sono dei progetti che però per le popolazioni sono importanti. Quindi noi non ci inventiamo progetti magari faraonici, noi chiediamo ai missionari che cosa vi serve. Noi abbiamo un nostro bilancio che sarà contenuto, 100.000 euro, arrotondo come cifre, però con questo riusciamo a fare tanti piccoli interventi che sono desiderati e ritenuti necessari dalle popolazioni che ce lo chiedono. Ad esempio anche in Congo. In Congo siamo stati dai missionari comboniani del Sacro Cuore di Gesù e abbiamo dato, questo era nel 2023, un acconto per il completamento della costruzione di una cappella a Mungbere. In Costa d'Avorio, ai frati minori cappuccini, invece, abbiamo dato un acconto per la costruzione di un piccolo allevamento di polli nella missione di Bin Uye. Qui ce l'ha proprio chiesto, come tutti i progetti, anche qui un missionario. Ci chiedeva, dovremmo costruire un allevamento di polli per il benessere economico delle famiglie, della loro parrocchia, e così abbiamo fatto. In Etiopia, al Vicariato Apostolico di Soddo, abbiamo dato degli acconti per costruzione di 3 pozzi d'acqua in villaggi montani e per acquisti di arredi per una scuola a Soddo.
questo è stato fatto come intervento, abbiamo in memoria di Margherita e Dino Pericoli. Questo era nel 2023. Mi fermo un attimo nel raccontarvi cosa abbiamo fatto per parlarvi di come ci finanziamo. Dicevo prima, abbiamo 3 tipi di finanziamenti. Il primo è la donazione, l'erogazione liberale, così chiamata, quando fate un versamento bancario con conto corrente postale o con carte di credito sul sito nostro, e questa erogazione liberale che è poi deducibile fiscalmente e quindi lo riportate nel 7,30 dell'anno successivo. L'altro è il 5 per 1000. Il 5 per 1000 che non costa niente a nessuno di noi, ma neanche proprio l'esborso, e in questo modo quando si è al CAF, parlo per chi fa da commercialista, va dal CAF, ma comunque anche dal commercialista, si dice: io voglio destinare il 5 per 1000 a Umanitaria Padana, e di conseguenza vi chiederanno il codice fiscale, e il codice fiscale è il seguente, ve lo dico, poi lo ripeto ancora, però ve lo dico: il codice fiscale è 94 04 38 00 278. Questo è il codice fiscale che è giusto riportare in ogni versamento, perché è il nostro codice fiscale di Associazione Umanitaria Padana o di organizzazione di volontariato o di lì proprio. Potete fare poi questi versamenti su 2 conti, o sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario. Il conto corrente postale è il numero 801 70 350. Lo ripeto ancora, il conto corrente postale è il numero 801 703 50. Oppure, che per chi avesse l'app della banca e non l'app delle poste italiane, potete fare il versamento sul conto corrente, le cui coordinate IBAN sono IT come Italia 65 M0538 75288 0000 0422 38 955. Queste sono le 2 forme di versamento. Potete farlo anche con carta di credito direttamente sul sito di umanitariapadana.net, dove c'è scritto dona ora, il pulsante rosso, e questi poi valgono ai fini fiscali, perché sono erogazioni liberali a favore di Umanitaria Padana. E, diciamo, quindi i 2 modi sono la donazione di qualsiasi cifra vogliate, e il 5 per 1000 dicendolo al CAF, al centro di assistenza fiscale o al commercialista. E poi l'altra modalità di finanziamento sono i contributi che le aziende specializzate di raccolta degli indumenti usati, che voi vedete nelle nostre campane bianche con scritto Umanitaria Padana, o nelle piazzole ecologiche o nelle vie dei comuni. Quando voi conferite i vostri indumenti usati, le vostre lenzuola, le vostre coperte, voi state contribuendo a realizzare questi progetti. Perché le aziende specializzate che eseguono raccolta differenziata poi danno a noi un contributo sulla base delle campagne dislocate, eccetera, comunque in base ai contratti, e questo confluisce tutto nel bilancio di Umanitaria Padana, che viene utilizzato per realizzare tutti questi progetti. Eravamo rimasti prima a parlarvi dell'Etiopia, della costruzione di 3 pozzi d'acqua in villaggi montani. Siamo stati anche in Ghana, dalle suore oblate dello Spirito Santo, dove abbiamo dato il saldo, qui eravamo nel 2023, per l'acquisto di un terreno per piccole coltivazioni, per l'autosostentamento della missione. Voi notate, tutti i destinatari sono missionari all'estero. Ci fidiamo dei missionari all'estero, diamo e sappiamo che arrivano, e il progetto è quello desiderato, è quello che corrisponde alla necessità della popolazione locale che aiutiamo, che voi aiutate tramite i vostri contributi, le vostre donazioni. Siamo stati anche da Haiti, e alle piccole sorelle del Vangelo abbiamo dato nel 2023 un acconto per l'acquisto di attrezzature
della scuola a Kai Chal, un quartiere poverissimo di Port-au-Prince, sempre sull'isola di Haiti. In Kenya, alle serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri, abbiamo dato un acconto per un laboratorio informatico nella St. Yermo Secondary School a Subukia. In Pakistan, ai missionari oblati di Maria Immacolata a Lahore, abbiamo dato nel 2023, ma continuiamo sempre a dare, questo sostegno a distanza a 13 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 40 ragazze cristiane povere con le loro famiglie. E poi borse di studio per un ragazzo cristiano, questo era nel 2023, e per 9 studentesse in infermieristica. E poi alla diocesi di Faisalabad abbiamo consentito con una donazione l'acquisto di bovini per l'autosostentamento di 20 famiglie cristiane povere. A proposito di Pakistan, a volte succede che abbiamo incontrato appunto una resistenza, si può dire, da parte di un musulmano integralista in banca, e che non faceva arrivare la donazione per aiutare una famiglia nell'acquisto di bovini, perché aveva avuto un'accusa fasulla di islamofobia, e quindi questo aveva appunto bloccato questo finanziamento da parte nostra. E chiaramente è venuto a cercare strade alternative, quindi altre banche, per poi far arrivare l'aiuto ed aiutare questa famiglia che era felice di ricevere, proprio di comprarsi una mucca per il sostentamento della famiglia. Quindi ecco, succede anche questo, non si può certamente generalizzare, però succede anche questo. In Siria, il convento trappista di Azeir, abbiamo finanziato nel 2023 l'acquisto di elettrodomestici in favore dei terremotati assistiti da padre Fadi OFM al-Atakia. Nello Sri Lanka, alle suore carmelitane apostoliche, abbiamo finanziato la tinteggiatura del convento carmelitano di Pusellawa e l'acquisto di sedie a rotelle e attrezzature per la casa per suore anziane, per disabili e malate a Jaffna. E questo intervento è stato nel 2023 in memoria di Ornella Caglioni, past president della nostra associazione, scomparsa nel 2023 dopo una lunga malattia. Nel Sudan, ai missionari comboniani del Sacro Cuore di Gesù, abbiamo dato un acconto, questo nel 2023, poi siamo arrivati a saldarlo, per l'apertura a Port Sudan di una nuova sede del Comboni College, Dipartimento di Scienza e Tecnologia, per consentire la continuità degli studi universitari ai ragazzi sfollati a causa della guerra. In Terra Santa, al centro di artigianato Piccirillo di Betlemme, su indicazione dei frati della custodia di Terra Santa, abbiamo dato l'acconto per l'acquisto di un tornio per legno e attrezzi correlati, per lavori di autosostentamento dei cristiani di Terra Santa. In Ucraina, alla parrocchia greco-cattolica di Beri-Ove, abbiamo dato un acconto nel 2023 per l'acquisto di attrezzature per la scuola parrocchiale. Mentre in Zambia, allo Sport to Build Zambia, abbiamo dato il saldo per la costruzione di abitazioni per i maestri elementari del centro di formazione a Mukwamba e l'acconto per l'acquisto attrezzature per la formazione e il lavoro negli ambiti dell'apicoltura moderna e della tutela forestale in 2 villaggi rurali nella provincia di Nhimba. Ecco, qui noi, quello che vi sto leggendo è il resoconto che annualmente, sotto Natale, con gli auguri di Natale, noi mandiamo a tutti i benefattori, cioè a tutti voi. A chiunque abbia fatto una donazione, fosse anche di 10 euro, di 20 euro, di quello che volete, noi mandiamo il resoconto annuale di quello che facciamo. Quindi così i vostri soldi, voi sapete dove vanno, dove arrivano, che cosa costruiscono e chi aiutano. Quindi è una cosa anche profondamente cristiana. E a proposito di donazioni, prima di collegarmi, stavo pensando che fare una donazione, è vero, magari si dice 20 euro, 50 euro, possono essere magari tanti, 10, 5 euro anche per dire. Però magari a volte chi di noi è in giro magari si trova per un caffè. Ecco. Se si evita un caffè ogni giorno, un caffè ogni settimana, ecco per dire, si raccoglie il necessario per dare
una donazione che aiuti noi, che aiuti la nostra associazione umanitaria padana ODV a realizzare questi progetti. Quindi ecco, pensateci, €1 al giorno in meno, non prendete un caffè, non prendete qualcosa, e nel giro di un anno, 52 settimane, avete €50 da donare, se volete. Ok? Ecco, poi io arrivo anche, se c'è ancora un po' di tempo, vi elenco anche i lavori effettuati nel 2022, così ho fatto tutto. Dal 2021 fino al 2025 abbiamo appunto fatto un elenco in queste puntate di quello che noi stiamo realizzando come Umanitaria Padana Onlus. Dimenticavo, nel 2023 abbiamo anche la cooperazione nazionale, quindi questa che vi ho detto è cooperazione internazionale. Ma nella cooperazione nazionale cosa abbiamo fatto? Nel 2023, vi avevo detto mesi fa, per l'alluvione in Romagna ci siamo recati alla parrocchia alluvionata di Santa Maria del Voto in Romiti, Forlì, e abbiamo fatto diversi acquisti e missioni operativi per la ripresa delle attività parrocchiali e per le famiglie terremotate, con consegna, per esempio, di una cucina completa da campo, di abbigliamento da lavoro e antinfortunistico, e poi materassi nuovi, arredi, elettrodomestici, condizionatori, attrezzature casalinghe, biancheria, tende da campo, lampade industriali. E abbiamo consegnato poi un container merci da 20 piedi da usare come magazzino. Poi abbiamo fatto un trasferimento di svetro di un prefabbricato 5 a 44 metri quadrati, da noi donato nel 2013 alla parrocchia terremotata di Cavezzo per le attività oratoriali e catechistiche e del gruppo scout di Romiti. Poi per il disagio e l'handicap l'abbiamo dato sempre come cooperazione nazionale alla Casa Famiglia di Oami, scusate, la Casa Famiglia Oami per disabili di Spoleto in Umbria, e una donazione per l'acquisto di una lavatrice industriale. E per quanto riguarda le nuove povertà, abbiamo effettuato interventi in Lombardia di sostegno in favore di famiglie precipitate in situazione di forte disagio a causa di imprevisti, che può succedere. Con gli interventi monetari del Non la sentiamo più, dottor Jacobelli. Va e viene. la Casa disabile a Spligo, che avevo citato prima nel 2023, e sempre in Umbria abbiamo donato la somma per l'acquisto di una per i terremoti in centro Italia, le monache benedettine di Norcia, eravamo nel 2022, abbiamo donato il saldo per l'acquisto di una macchina professionale per produzione alimentari da vendere per autosostentamento. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, vado veloce perché siamo arrivati quasi al termine. In Egitto, alla chiesa copta un problema di audio. Pronto? Ecco, penso che siamo ritornati in linea, chiedo scusa. C'è stato un problema, penso, di connessione internet. E adesso, ecco, la regia, se posso continuare, io posso salutare quindi tutti. E chiedo scusa per questi piccoli disguidi legati alla comunicazione internet. E continuiamo la volta prossima per raccontarvi ed elencarvi quello che noi abbiamo effettuato con le vostre donazioni. Ricordatevi che ad ogni donatore arriverà a Natale il resoconto di quello che è Natale, quindi con gli auguri di Natale, il resoconto di ciò che abbiamo fatto nell'anno. Quindi per le donazioni effettuate quest'anno, voi riceverete a fine anno il resoconto delle donazioni effettuate nel 2026. Grazie ancora.
e arrivederci alla prossima.